pareggiamo 1-1 in casa la finale di andata playoff contro il Bari. E questo, ragazzi, si traduce in un solo risultato possibile se vogliamo continuare a sognare la Serie A: vincere a Bari. Peccato perché eravamo partiti bene, trovando il gol del vantaggio con la Padula all'8° minuto. C'è stato il gol annullato ancora da Padula per fuorigioco di Luvumbo e la traversa di Deiola su calcio d'angolo. Poi inizia la partita del Bari. Il Bari che attacca più volte rischia di pareggiare. Infatti nel finale c'è un calcio di rigore per il Bari. E qui inizia la serata di San Boris Radunovic, che ipnotizza, che dire. Finisce il nuovo tempo suonato di 1-0 per il Cagliari, ma non possiamo essere contenti perché ci siamo abbassati troppo, abbiamo sofferto troppo per giocare in casa. Il secondo tempo è la solita musica: Cagliari che non riesce più a imporre quello che è il proprio gioco e un Bari che attacca e trova più volte il muro di Belgrado. Radunovic è stato strepitoso un paio di volte su Khedira. Nel finale però continuiamo a soffrire troppo e c'è un calcio di rigore su un palo di altare su Foloruscio. Entra Antenucci, prova a battere il rigore e lo trasforma. Non si può parlare di beffa, ragazzi, perché sono sincero, il Bari meritava questo pareggio e forse avrebbe meritato anche qualcosa in più, e a noi ci ha salvato più volte solo Radunovic, ma abbiamo fatto una bella partita. Il pareggio di ieri si traduce che dovremmo andare a Bari, giocare un altro tipo di partita, ragazzi, perché serviva a giocare un altro tipo di partita e vincere. Impresa difficile, ma non impossibile, ragazzi. Da tifoso del Cagliari, onestamente, io ci credo.